Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, domenica 16 marzo. I termini temporali per partecipare al bando Lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva 2024-2025 andavano dal 1 al 30 gennaio del 2025. Scopo del bando regionale era favorire l'inclusione attiva di persone in difficoltà e sostenere la loro rioccupazione attraverso esperienze lavorative presso comuni, enti e società partecipate. Rispetto ai bandi precedenti prevedeva un aumento del numero di destinatari che i comuni avrebbero potuto inserire nei progetti con un incremento del voucher da 100 a 200 euro e un aumento del costo forfettario massimo riconosciuto per ogni lavoratore da 6.000 a 7.000 euro. Bandi simili sul territorio regionale hanno finanziato oltre 80 progetti coinvolgendo circa 1.500 destinatari. I progetti che sono stati finanziati si sono dimostrati uno strumento efficace per contrastare l'esclusione sociale e favorire la riattivazione lavorativa. L'ex vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, Fratelli d'Italia, ha ricordato che grazie a tali bandi negli anni scorsi sono arrivati a Chioggia contributi da parte della regione per circa 88.000 euro, dando quindi a 15 persone in difficoltà la possibilità di riprendere un percorso lavorativo con l'obiettivo di arrivare ad un reinserimento nella società. Attraverso la stampa, continua l'ex vice sindaco, si è appreso che comuni limitrofi a Chioggia hanno partecipato al bando, ma per quanto riguarda Chioggia tutto tace. Ciò fa pensare che la nostra città non abbia partecipato e abbia perso quindi la possibilità di aggiudicarsi tali contributi regionali. Secondo Brasiola, a suffragare tale ipotesi sarebbe l'assenza di delibere di indirizzo attraverso le quali l'assessore ai servizi sociali Marangon avrebbe potuto portare in giunta il mandato ad SST in merito alla partecipazione al bando. Spera Brasiola che non prenda il via lo scaricabarile sulle responsabilità, anche se, conclude, resta inspiegabile il motivo per cui Armelau e la sua variopinta maggioranza non abbiano colto l'opportunità che l'amministrazione regionale ha messo a disposizione. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8.30 12.30, 14.30 18.30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. La nave scuola Amerigo Vespucci giungerà a Venezia e ormeggerà a Riva San Biagio a Castello dal 27 al 31 marzo. Il Comune di Venezia ha quindi pensato di organizzare per domenica 30 marzo un saluto dall'acqua. Il sindaco Brugnaro e il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto hanno quindi invitato tutte le remiere, gli appassionati di voga, le associazioni di vela, i gruppi sportivi, i circoli velici, le darsene, con lo scopo di organizzare un corteo acqueo per omaggiare la leggendaria Vespucci. Le barche si riuniranno a Punta della Dogana, guidate dalla Serenissima, si recheranno poi a Castello in Riva San Biasio, dove saluteranno la nave. Venezia vuol ricambiare così l'onore che la Vespucci farà alla città. Nell'area colore Silla trovi una vasta gamma di prodotti disponibili, dal colore all'attrezzatura. Spiccano le pitture per interni ed esterni per tutte le esigenze, dalla piccola tinteggiatura al grande cantiere. Il personale specializzato è pronto a dare consulenze e consigli gratuiti e ad effettuare sopralluoghi. Per qualsiasi richiesta ed informazione contattare il responsabile area colore Silla, Claudio Fanton, al telefono 041 26 70 217 o alla mail vernici.chi@silla.it. Silla, filiale di Chioggia, via Brondolo 44.
Per la prima volta nella sua storia il MoMA, Museo di Arte Moderna André Malraux di Le Havre, concede in prestito una parte della sua preziosa collezione, la più importante di dipinti impressionisti in Francia, al di fuori di Parigi. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, un evento che segnò profondamente Le Havre, distrutta dai bombardamenti nel settembre del 1944, successivamente ricostruita attorno al suo museo, divenuto simbolo di modernità e di rinascita. La mostra Arte salvata, capolavori oltre la guerra dal MoMA di Le Havre, riunisce oltre 50 dipinti databili tra 800 e primo Novecento, miracolosamente scampati alla devastazione bellica. Tra gli artisti in esposizione figurano grandi maestri come Renoir, Monet, Sisley, Gauguin. Attraverso queste opere la mostra crea un ponte simbolico tra Le Havre e Mestre, due città profondamente segnate dalla guerra, sottolineando il valore dell'arte nel preservare la memoria collettiva e nel farsi testimone di resilienza e di rinascita. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha inaugurato la mostra presso l'M9, esposizione temporanea aperta dal 15 marzo al 31 agosto. Alla cerimonia erano presenti anche Vincenzo Marinese, presidente di Fondazione Venezia, Serena Bertolucci, direttrice dell'M9, Gérardine Lefebvre, direttrice del MoMA. Brugnaro ha sottolineato l'importanza della mostra nel valorizzare Mestre come polo di modernità e ha auspicato un gemellaggio con Le Havre, città anch'essa segnata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Nel 2024 in Veneto il gioco d'azzardo legale ha superato i 5 miliardi di euro, registrando una crescita preoccupante rispetto ai 2,9 miliardi del 2020. Il fenomeno, in costante aumento soprattutto tra i giovani, rappresenta una sfida sia sul piano sanitario che sociale. Per contrastare la ludopatia, l'ULSS 6 Euganea, con il finanziamento del Ministero della Salute, ha avviato il progetto Cambio Gioco, che dal 10 marzo ha promosso incontri e dibattiti sulla prevenzione, coinvolgendo esperti di salute, educazione e neuroscienze. L'iniziativa si è conclusa ieri a Padova alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, del direttore generale dell'ULSS Paolo Fortuna e di altri rappresentanti istituzionali. Lanzarin ha sottolineato l'importanza della prevenzione e dell'intercettazione precoce del disturbo da gioco d'azzardo, ricordando che dal 2019 la Regione Veneto dispone di una legge dedicata che regolamenta prevenzione, cura e riabilitazione. Ha inoltre evidenziato la necessità di agire sul gioco online, sempre più diffuso tra i giovani e difficile da monitorare. A livello nazionale nel 2024 il volume delle giocate è raggiunto i 160 miliardi di euro, superando il Fondo Sanitario Nazionale. Il 54% del gioco avviene online, il 46% è ancora legato a sale fisiche. In Veneto il numero di apparecchi per il gioco è rimasto stabile. Nel 2024 si contano 5.506 VLT, Video Lottery Terminal, e 19.888 AVP, slot machine tradizionali, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente. L'impatto sociale è allarmante, il 45% degli studenti italiani ha giocato almeno una volta nell'ultimo anno, il 7% mostra segnali di gioco problematico, una percentuale superiore alla media europea. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. L'importanza della prevenzione anche quando parliamo di gioco d'azzardo, di una dipendenza, di una patologia che può essere curata se intercettata in maniera precoce e se dati gli strumenti. La Regione Veneto si è dotata di una legge nel 2019 per la che crea la prevenzione, l'intercettazione, la cura, la riabilitazione da gioco d'azzardo. I dati ci dicono che il giocato in Regione Veneto è di 5 miliardi e siamo
siamo passati da un pro capite di 717 euro pro capite nel 2020 a 1215 euro pro capite nel 2024, quindi dati che crescono e che ci devono far preoccupare, ma che mettono in evidenza come sia importante sempre più informare, sensibilizzare, prevenire, lavorare con le scuole, lavorare con le agenzie educative, soprattutto quando parliamo di giovani e quindi del problema del gioco online, di quello che non è intercettato. Momenti di sensibilizzazione come questo a Padova diventano fondamentali anche nel lavoro di rete tra diversi stakeholder. Sì, nelle aziende sanitarie sono previsti degli ambulatori dedicati all'interno dei SERD, quindi dei dipartimenti legati alle dipendenze, e poi anche tutta una serie di infrastrutture legate a quelli che sono appunto comunità riabilitative, quindi dedicate proprio per andare incontro alle persone che vengono intercettate e che affrontano il problema e ne vogliono uscire. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, domenica 16 marzo, è la Amati Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti e buona domenica.